Pronti via, parte una nuova stagione. Oggi si affrontano per l'andata del primo turno di Coppa Italia Promozione stagione 24-25 Polisportiva Borgetto Giardinello contro Renzo Lo Piccolo Terrasini. E infine la scelta quest'anno di giocare vicino a casa al Renzo Lo Piccolo. Subito un'opportunità per la formazione ospite concorso che calcia, la blocca Versaci e Scafidi. Arriva però un puntuale intercetto difensivo e occhio a questo lancio che scavalca Procida, non c'è fuorigioco per il guardalinea, allora il tiro e finisce subito in porta, battuto Versaci sul suo palo e passa subito in vantaggio il Renzo Lo Piccolo. 1-0 firmato da Cusimano. Chiata, e allora Rosselli prova subito a sventagliare per Scafidi che riesce a proteggere la reazione del Borgetto per Longo e la sua mattonella calcia, palla fuori però, subito l'opportunità per pareggiare, batte il Renzo Lo Piccolo, una bella sventagliata, la insegue Scafidi, occhio alla palla percorso, ancora Cusimano, il tiro stavolta bloccato da Versaci, sempre per Rosone, i due insieme a San Vito l'anno scorso, palla per Landa che può provarci al volo, controlla il tacco, ancora Landa al limite per Scrozzo, altra azione sprecata. Si dispera il Borgetto Giardinello, lottare Scafidi, controllo così dell'ex Trapani, allora Viscuso deve intervenire. Entrata pericolosa, il direttore di gara infatti c'ha un cartellino per Viscuso, rosso al debutto per Viscuso e quindi rimane in 10 il Borgetto Giardinello. Rosselli in porta, la palla passa! Ci ha messo lo zampino anche Procida, ma la incassa tutta Di Maggio. Male il 4. E allora Gianni Corso. Cusimano, ancora Corso. Zona tiro, lo prova col destro. Il piazzato dell'ex Alcamo. E quasi batte Versaci. Ora, poi Scrozzo, ancora 5 mani. Allarga da Landa. Ragiona palla al piede. Apre, dove c'è Daniel Longo. Quasi terzino. Crea superiorità, arriva dalle retrovie, allarga da Scafidi, c'è Rosone in mezzo, messo giù, dischetto indicato, calcio di rigore per il Borgetto Giardinello, fischia il direttore di gara, parte Rosone, che lo prende Di Maggio e tiene il risultato sull'1-0. Ha risposto bene oggi, poche parate, visto che il Borgetto Giardinello ha sbagliato tante conclusioni. Ma questo rigore vale tanto, occhio al liscio di Randazzo, occhio a questa opportunità, firmata Pizzo ma salva tutto Versaci, avanza l'ex Cus, sempre Scrozzo, la palla per Landa, c'è Rosone che si propone, riceve, calcia e allora il pallone è buono per Longo e poi Scrozzo, bravi entrambi i due ex partini Caudace tra le linee, scambio tra lui e Rosone avviene però con un filo di ritardo. È arrivato Rosselli, buono il tocco per Rosone, esce Di Maggio e la palla esce di un nulla, non c'era fallo, era tutto regolare. Parte Longo, troppo lieve sul primo palo, occhio a Rosselli, se la porta sul destro, il cross per Rosone, posizione regolare, aggancio perfetto, l'appoggio per Scrozzo, il pareggio del Borgetto Giardinello. Primo gol della storia di questo club, lo firma uno dei più grandi, uno degli ultimi arrivati, Alessandro Scrozzo, ma grande lavoro di Rosselli e Rosone che gli hanno messo un pallone su un piatto d'argento, 1-1 al Pavazza nonostante l'inferiorità numerica. Oltre che proprio della giardinellese, intanto Landa ancora, vede Rosone, può calciare Rosone, davanti a Di Maggio! È una sfida che per il momento l'ex Sciacca non ha intenzione di perdere contro il 7 giallo-rosso. Rosselli lo pressa il 10, Scrozzo di testa a cercare Ferrante, non è entrato diciamo nel miglior momento della fluidità della partita, ma finisce così 1-1 Borgetto Giardinello contro Renzo Lo Piccolo.